Penultimo allenamento per l'Akragas ieri pomeriggio ad Agrigento prima della partenza per Foggia. I biancanzurri agli ordini di mister di Napoli hanno svolto parecchi esercizi tecnici con partitelle a tema, poi una partita a campo ridotto per migliorare il possesso palla e provare nuove soluzioni in vista della gara contro la capolista del girone C. L'allenamento si è svolto a porte aperte, tutti i giocatori, tranne il terzino Andrea Scrugli, hanno preso parte alla seduta. Anche oggi allo stadio Esseneto vi sarà un'ulteriore rifinitura a porte chiuse e sabato a pranzo la partenza per l'aeroporto di Palermo, dove nel pomeriggio la comitiva biancazzurra si imbarcherà per Napoli. Poi la squadra si trasferirà in pullman a Foggia per il ritiro pre-gara. Ieri al termine della partitella di allenamento il mister di Napoli ha incontrato la stampa, un di Napoli molto determinato che affronterà la partita con il Foggia primo in classifica senza alcun timore. Di Napoli trasmetterà la sua voglia di vincere ai suoi ragazzi, una fame da allupati. È stato questo il termine con cui Di Napoli vuol fare affrontare la partita con il Foggia di domenica, che ricordiamolo si terrà a porte chiuse per la squalifica avuta in occasione dei play-off con il Pisa. Sarà un bene per noi in quanto la Forte Foggia non potrà contare sul tifo dei suoi tifosi. Il più della squadra è quello là, il solito, che andremo lì a dare a battagliare, perché per noi è una partita importante, dobbiamo dare seguito ai risultati positivi che stiamo facendo, rispettiamo tantissimo il Foggia, ma dobbiamo fare la partita importante noi. Io mi aspetto una grossa prestazione dai ragazzi. Diceva lei in conferenza stampa andrete lì allupati. Quindi questo è già un buon viatico, perché andare lì diciamo, con una grossa voglia di attaccare è positivo. Questa è la nostra prerogativa, noi ci giochiamo tutte le partite, noi abbiamo voglia di emergere, abbiamo voglia di far parlare di noi. Poi se sono più bravi di noi, sicuramente è una squadra importantissima il Foggia, al massimo rispetto nostro. Però noi queste partite qua ci devono servire per galvanizzarci e per cercare di entrare come abbiamo fatto a Catania, lottare fino alla fine, e poi è riuscito un risultato positivo, quindi eravamo tutti quanti soddisfatti. Come motiverà la squadra? Come la caricherà? Lei ha lavorato bene da un punto di vista psicologico, nelle ultime partite abbiamo subito poco gol, ecco col Foggia che partita sarà? No, gli dirò guarda, sono ex, quindi cercate di farmi un bel regalo. Io l'ho nato lì a Foggia con Campilongo, dico ragazzi fatemi un bel regalo che sono ex. Che modulo schiererà? Qualche giocatore nuovo che metterà? No, ancora niente, ancora stiamo valutando un po' di situazione. Io col mio staff ci stiamo vedendo i video del Foggia, stiamo cercando di vedere un attimino come poter cercare di limitarli, quindi ancora presto. Qualche novità, qualche schema particolare, non so, qualche giocatore che inserirà, magari qualche anticipazione? Nessuno, siamo tutti effettivi, abbiamo ripreso tutti, pure Marino ha ripreso, abbiamo domani mattina allenamento e poi la rifinitura sabato e poi partiamo.